i due nuovi sottosegretari veneziani del governo Conte bis, Andrea Martella 51 anni con delega all'editoria e Pierpaolo Baretta 70 anni che torna all'economia. Cogge e Mantovani, oggi il Tribunale di Padova ne ha dichiarato il fallimento, la storica impresa edile trascinata a suo malgrado nelle vicende giudiziarie del Mose. Scettico il presidente del Veneto Luca Zaia sul completamento del Mose entro il 2021, è un'opera che ha voluto il governo e non la regione, dice sarà una grande incompiuta. Mamma veneziana disperata ha chiamato ancora la nostra emittente per chiedere di riavere con sé il figlio trattenuto in una comunità dove a suo dire subirebbe gravi abusi. Tragedia in crociera, 33enne di Fossò sviene, batte la testa sulle scale e muore mentre è in vacanza con la fidanzata, assessore alla cultura di un comune padovano. Ater con la nuova legge regionale, le polemiche nate attorno ad essa, lunedì incontro comune e regione, l'annuncio dell'assessore alle politiche abitative di Venezia. Domani raccolta dei rifiuti abbandonati a Catene di Marghera, seconda edizione voluta dall'Associazione di Volontari Catene 2000 per pulire il parco ed il quartiere. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri TG. Apriamo con la politica perché dei 3 sottosegretari veneti del Conte bis, 2 sono veneziani. Si tratta di Andrea Martella all'editoria e Pierpaolo Baretta che torna all'economia, entrambi del Partito Democratico. L'importante delega all'editoria va al veneziano di Portogruaro Andrea Martella, 51 anni, del PD, attualmente coordinatore della segreteria Dem di Nicola Zingaretti e braccio destro di Andrea Orlando. Con lui, a Palazzo Chigi, un altro veneziano, Pierpaolo Baretta, 70 anni, sottosegretario all'economia. Anche lui del Partito Democratico, ex sindacalista CISL, già al MEF con i ministri Saccomanni e Padoan. Martella ha esordito in politica quando ancora c'era il Partito Comunista Italiano come amministratore a Portogruaro. Parlamentare da 4 legislature, è stato membro delle commissioni attività produttiva, ambiente e infrastrutture, interessandosi in particolar modo alla chimica e agli stabilimenti di Porto Marghera. Nel governo ombra di Walter Veltroni è stato ministro delle infrastrutture. Baretta, di formazione ispirata all'associazionismo cattolico, come detto torna al MEF dopo essere stato sottosegretario prima nel governo Letta e poi in quello di Renzi con delega agli enti locali e ai giochi. I 2 veneziani, insieme agli altri 40 nuovi sottosegretari di Stato, compreso il vicentino Achille Variati con delega alla difesa, presteranno giuramento lunedì prossimo alle 10. Oggi il Tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento della storica impresa edile Cogge Mantovani, trascinata a suo malgrado nel baratro anche dalle vicende giudiziarie del Mose. Dopo lo stop del ramo edile della FIP industriale, il Tribunale di Padova ha sancito il fallimento di Cogge Mantovani. Si chiude una lunga storia imprenditoriale iniziata in Veneto da Romeo Chiarotto, che rilevò qualche decina di anni fa la Mantovani, fondata a Bologna dall'omonimo ingegnere. In Veneto l'impresa si specializzò in infrastrutture. Dei 116 dipendenti oggi ne ha solo 21 che non ricevono lo stipendio da dicembre 2018. Che oggi si vedono quindi appesi al filo appunto di un fallimento e in attesa delle decisioni che prenderà il curatore fallimentare. Troppo comodo dare tutte le responsabilità alla crisi economica del 2008, ammonisce il segretario della Fillea. I curriculum dei protagonisti del fallimento erano noti, dice, anche ai non addetti ai lavori. Pare incredibile che fossero ignorati dai protagonisti della scena economica regionale e nazionale. E così perdiamo un patrimonio che dovrebbe essere considerato della comunità tutta, no? un bene comune. E parliamo del Mose perché la chiusura dei cantieri prevista per il 2021, ma sull'utilità e sul funzionamento della grande opera resta decisamente scettico il governatore del Veneto Zaia, che puntualizza come sia stato il governo centrale e non la regione a volere il grande complesso di paratie mobili. Sentiamo l'intervista. Perché di certo non facciamo festa, ci sono 5 miliardi e mezzo sott'acqua di opere. Abbiamo un'inchiesta che ha purtroppo
insudiciato la nostra immagine a livello nazionale e internazionale. Voglio ricordare ai cittadini che non è un'opera della Regione del Veneto, ricordo ai cittadini che il Mose non è un'opera della Regione del Veneto ma del Governo, la Regione del Veneto non ha competenze, non sono suoi cantieri, e ricordo che la tragedia che avremo sarà il giorno dopo quando sarà concluso, perché per fare alzare le paratie e per gestire il Mose ci vogliono circa 80-100 milioni di euro all'anno. Quindi invece di intervistare me chiedete chi darà i soldi per gestire il Mose. Ho l'impressione che diventerà un'incompiuta abbandonata in acqua. Ed ora la nostra rubrica dedicata a voi telespettatori, lo dico ad Antenna. Tempo fa abbiamo riportato la testimonianza di una mamma disperata perché rivorrebbe con sé il figlio che invece si trova ora custodito in una comunità dove secondo la donna avrebbe subito degli abusi. Sentiamo. Espressamente si sta violando il diritto alla vita di mio figlio. La vita di mio figlio è stata e si sta calpestando per tutto quello che gli è successo nella comunità dove si trova. E questa maglietta è il suo grido: liberatemi, ho bisogno di vivere e non di morire. Una maglietta che proprio suo figlio aveva disegnato anni fa, da cui lei non si stacca e utilizza come scudo. È trascorso qualche mese dall'ultima volta che ci siamo incontrate, ma la situazione non è cambiata, ci racconta. Questa mamma aveva testimoniato ai nostri microfoni che il figlio tredicenne, ospite in una comunità dal 2013 a causa di problemi familiari, aveva subito degli abusi sessuali da un ragazzo poco più grande. Dopo l'allontanamento di quest'ultimo fu detto alla mamma che suo figlio sarebbe stato spostato a breve in un'altra comunità, ma così non è stato. Il mio avvocato, una persona squisita che mi sta assistendo, ha presentato istanza al Tribunale dei minorenni dove si richiede la revoca della comunità dove si trova ancora attualmente mio figlio e l'immediato trasferimento a casa sua. Ecco, come sta lui adesso? Allora, io ho visto mio figlio ieri e nulla è cambiato, sono molto preoccupata per le sue condizioni fisiche e anche psichiche, è molto denutrito, è praticamente abbandonato a se stesso. Questa mamma, giudicata non idonea, non vive più. Chiedo che mio figlio venga liberato da dove si trova, e che venga a casa e che inizi a vivere, perché così è una morte lenta, gli stiamo procurando una morte lenta. Lei si ritiene una mamma idonea? Io mi ritengo una mamma e basta, e l'idoneità sta nell'amore che si ha per i propri figli, e nell'amore deve essere incluso assolutamente l'ascolto dei propri figli. Se volete contattare la nostra redazione lo potete fare, la rubrica è Lo dico ad Antenna, i contatti li vedete in sovraimpressione, redazione @antenna3.it per le mail 0422 0230 898, se volete lasciare un messaggio alla nostra segreteria telefonica ancora 351 1755 340 per i vostri messaggi SMS o WhatsApp. E continuiamo con la cronaca, con la notizia della tragica morte in crociera di un 33enne di Fossò che si trovava in vacanza con la fidanzata. Era la loro prima crociera e si è conclusa in tragedia. Matteo Sartori, 33 anni, residente a Fossò, durante la vacanza con la fidanzata Sonia Marcato, assessore alla cultura nel comune di Correzzola, è morto dopo una caduta sulle scale. I due stavano cenando a bordo quando Matteo, armeggiando con un crostaceo, si è levemente ferito un dito. Così è andato in camera per medicarsi, ma non c'è mai arrivato. È stato ritrovato dalla fidanzata a terra poco dopo su una rampa di scale circondato dai soccorritori. Sembra che abbia perso
i sensi mentre saliva i gradini, cadendo all'indietro e sbattendo violentemente la testa da entrambi i lati. 2 botte fortissime che hanno prodotto un esteso trauma cranico. La nave era in mare aperto in quel momento, al largo dell'Albania. Serviva del personale specializzato e una struttura attrezzata, per questo il medico ha chiesto aiuto alle autorità sanitarie albanesi, ma non c'era un elicottero disponibile. Così la nave ha deviato verso Durazzo mentre sopraggiungeva un'imbarcazione di soccorso sulla quale Matteo è stato poi trasbordato. In ospedale la TAC ha rivelato la gravità che ha portato a un nuovo trasferimento. I medici albanesi però, valutata la situazione troppo compromessa, hanno deciso di non intervenire, mentre dall'Italia si è attivato un medico amico d'infanzia del 33enne che dopo 1000 peripezie è riuscito a coordinare il suo rientro in patria, ma nonostante tutto non c'è stato più nulla da fare. Una lite con il figlio e 3 giardinieri trovatisi in mezzo alle tensioni familiari, paura ieri per un anziano armato di fucile. Un fucile da caccia in spalla e poche chiare parole: smettete e andatevene. La minaccia evidente veniva da un anziano, un 87enne pensionato, ma questo non ha messo meno paura ai 3 giardinieri che stavano eseguendo potature di piante. Così un 65enne e un 42enne di Noale e il loro collega, un 51enne di Campo San Piero, hanno obbedito, chiamando però al tempo stesso i carabinieri dopo essersene andati. La scena ad Osson di Casier ieri pomeriggio, con giardinieri finiti loro malgrado in mezzo alla tensione tra il pensionato e il figlio. Nella proprietà di quest'ultimo infatti stavano lavorando proprio al confine con la casa del genitore. Il motivo della minaccia, secondo i carabinieri, è da ricondurre ai pessimi rapporti tra l'anziano e il figlio, che aveva ordinato agli operai di svolgere il lavoro di potatura. È bastato questo a far scattare la rabbia dell'87enne. Il fucile, come hanno rivelato i militari, non era fortunatamente funzionante, ma ne hanno trovati altri 3 in casa, tutti detenuti legalmente. Per l'uomo, inevitabile la denuncia per minaccia aggravata. Controlli e pesanti sanzioni, il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, che negli ultimi mesi hanno lavorato intensamente per contrastare il fenomeno purtroppo molto diffuso degli affitti turistici abusivi. 45 controlli in B&B e affittacamere tra Venezia e Mestre, 37 casi di irregolarità riscontrati e sanzioni per 120.000 euro. 22 gestori sono stati denunciati inoltre per non aver comunicato alla Questura i dati sulle persone ospitate. Sono i numeri diffusi dalla Guardia di Finanza sugli ultimi mesi di controlli insieme alla Polizia Municipale per contrastare il fenomeno degli affitti turistici abusivi. Notevole il dato sui profitti non dichiarati calcolato a partire dal 2017. Quelli scoperti ammontano a oltre 1,5 milioni di euro, l'IVA evasa a 290.000 euro, l'imposta di soggiorno non versata a oltre 10.000. Le irregolarità riguardano anche impiego di personale in nero. Tra i casi più eclatanti, una struttura ad orso duro gestita da un coreano e dichiarata come B&B, che in realtà era un ostello abusivo, nel quale a fronte dei 9 posti letto dichiarati ne erano stati allestiti 28. In un altro caso, a Cannareggio, un italiano è stato scoperto a gestire 4 distinti appartamenti adibiti a locazione turistica, per i quali non era stata inoltrata alcuna denuncia alle autorità. Uno di questi risultava accatastato come ufficio. A Mestre invece è stato effettuato un controllo in un B&B gestito anche questa volta da un cinese che continuava ad operare nonostante una diffida ad esercitare perché senza autorizzazioni. E ancora a Marghera un altro cinese aveva affittato a un connazionale un locale di sua proprietà per circa 800 euro mensili senza dichiarare nulla, evadendo le tasse su incassi per 35.000 euro. I portabagagli a Venezia ora trasportano anche gli anziani, tutto mentre la campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia della città viene presa d'esempio anche oltreoceano. Una foto pubblicata dal Gazzettino sta suscitando molte reazioni. Si vede un porter che attraversa il ponte di Calatrava con un anziano turista come carico. Questo nonostante alle basi del ponte ci sia un imbarcadero del servizio di trasporto pubblico che in pochi secondi compie il tragitto. E si torna ad affrontare la questione comportamenti cafoni che il comune sta contrastando anche con buoni risultati con la campagna Enjoy Respect Venezia. Il segnale è forte e chiaro e credo che il segnale sia molto
molto ben recepito anche in giro per il mondo, perché Venezia è un palcoscenico chiaramente, e quando si prendono delle iniziative, le iniziative si riverberano. Noi miriamo a far sì che questi siano solo segnali, perché per noi è meglio prevenire chiaramente che curare, quindi questi sono segnali che qui non si scherza, però c'è da fare tutta un'azione educativa a monte. Come il progetto che coinvolge gli studenti stranieri a Ca' Foscari. Abbiamo fatto, domani concluderemo, un percorso con gli studenti residenti stranieri e con gli studenti che vengono in Erasmus e Erasmus Plus per spiegare a loro le regole essenziali per vivere in città. Questo è solo l'inizio, e dico che magari condividendo Enjoy anche in giro per il mondo, forse i turisti potrebbero essere più formati e saprebbero come approcciarsi a paesi di culture diverse. Mi sta dicendo, Assessore, che questa campagna potrebbe arrivare oltreoceano? Ma io ci spero sempre. E mentre si lavora su questo fronte, continuano le iniziative sul territorio per coinvolgere i cittadini, come la festa dei sapori a Zelarino sabato dalle 18. Per gustare delle specialità del territorio, oppure delle cose diverse, ma in buona compagnia, in un paese, in una comunità che sa fare veramente gruppo e squadra. Ed ora la pubblicità, ci rivediamo tra poco. Ritorniamo nuovamente in studio con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Sono 3.580 le domande presentate per entrare nelle graduatorie di assunzione come netturbino presso Veritas. La presentazione delle candidature si è chiusa il 30 agosto ed ora è in corso la verifica. I test di ammissione si svolgeranno l'8 ottobre al Palasport Taliercio di Mestre. Considerato l'elevato numero di candidati, si svolgeranno più sessioni nella stessa giornata, ognuna di circa 3 ore. Si tratta di una prova scritta a risposta multipla, il cui punteggio definirà l'ordine di ammissione al successivo colloquio, in programma tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre per i primi 400 ammessi. Le chiamate per il servizio seguiranno poi l'ordine determinato dall'esito dei colloqui. Nel triennio 2020-2022 saranno eventualmente effettuati ulteriori colloqui in base a quelle che saranno le necessità organizzative di Veritas. E torniamo ora ad occuparci della questione delle case popolari, degli alloggi ATER con la nuova legge regionale e le polemiche che ne sono seguite. Lunedì ci sarà un incontro tra Comune e Regione con l'annuncio del vice sindaco di Venezia, nonché assessore alle politiche abitative. Sentiamo. Case di edilizia popolare, lunedì prossimo, 16 settembre, data da annotare nel calendario. Dopo le numerosissime polemiche sui nuovi criteri di assegnazione regionale e sullo stato di forte degrado di alcune palazzine popolari, Ca' Farsetti si prepara ad incontrare la Regione. Tema del giorno: gestire nell'immediato le criticità. Il 16 noi ci incontreremo per portare le nostre proposte. Naturalmente i desiderata sono relativi a uno dei delle 7 province, speriamo che venga presa in considerazione, perché Venezia e la sua entità è molto particolare come territorio, quindi per quanto mi riguarda io ho sempre detto che deve esserci un occhio di riguardo. Il centro storico e la terraferma ormai hanno un'escalation a livello residenziale turistico piuttosto forte, e quindi non è facile trovare sul libero mercato, per chi dovesse uscire da una casa di edilizia residenziale pubblica, un adeguato affitto. Parla di ingiustizia sociale, fa nomi e cognomi, dicendo di essere disposto a portarli proprio in Regione. Il portavoce di uno dei quartieri di Mestre che necessita maggior cura e attenzione da parte delle istituzioni, il famoso Pertini. Di cui c'è una signora che ha raggiunto i 20.000, €1,47, tanto basta per aver aumentato l'affitto da 130 a 480 euro e lo sfratto immediato. Quindi voi pensate se noi possiamo accettare cose del genere, ma di questi esempi io ne ho a centinaia. Ho una signora anziana che ha 82 anni che è venuta a piangere disperata perché aveva un affitto di 40 euro, non ha niente, e hanno portato a 160.
questa non ha i soldi per mangiare, non accendi il riscaldamento perché non hai i soldi e gli tolgono una grossa fetta di pensione. Voi pensate ai drammi che abbiamo su un quartiere del genere. Di polemica in polemica, con il forte stato di degrado e abbandono in cui versano anche le altrettanto note case di via Prebello a Favaro Veneto, con l'ultimo gravissimo episodio lunedì scorso, l'ennesima caduta di un pezzo di cornicione che per poco non prendeva in pieno una ragazzina di 17 anni a passeggio con il cagnolino. Ecco, ci sono delle novità anche per quanto riguarda il passaggio delle grandi navi a Venezia, con una dichiarazione del neo ministro Franceschini che proprio poco fa ha detto si è perso troppo tempo, il mondo guarda stupefatto come qualsiasi viaggiatore che arriva a Venezia e vede passare queste navi enormi, alte 20 metri, a poche decine appunto di passi da Piazza San Marco. Il problema va assolutamente risolto, dice Franceschini, ho preso un impegno, entro la fine del mandato di questo governo le navi non passeranno più davanti a San Marco, e questo dice è l'impegno che mi sono preso. Parliamo ora di ambiente, domani tutti a Marghera per la giornata ecologica, oggi raccolgo io, vediamo. Una giornata ecologica a Marghera, nel quartiere Catene, dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati. E ci troviamo alle 9:30 al parco per cominciare questa raccolta. Adulti, bambini, volontari, chiunque voglia darci una mano è ben accetto. E ci troviamo appunto per questa giornata ecologica che sarà la seconda, e dopo la prima edizione che si è tenuta a marzo. L'evento si chiama Operazione Catene Pulita, oggi raccolgo io, iniziativa estesa a tutta la cittadinanza e a chi vuole dare il proprio contributo per rendere più decoroso il territorio in cui vive. Noi abbiamo trovato veramente di tutto, in particolare comunque mozziconi di sigarette proprio in quantità infinite. Supportata dal Comune di Venezia ed inserita nelle città in festa, la giornata è volta a sensibilizzare soprattutto i bimbi, grazie a Veritas e Sempre. Oltre all'operazione di pulizia abbiamo organizzato in collaborazione con Veritas un laboratorio sul riciclo, per cui è chiaramente indirizzato più all'utenza delle scuole elementari, quindi ai bambini, che avranno la possibilità di vedere, di fare dei lavori riutilizzando del materiale plastico. Con il parco pulito, grazie all'associazione Catene 2000, appuntamenti che continuano completamente gratuiti. Infatti vi aspettiamo anche domenica per una interessante, molto bella rassegna cinofila, e poi il fine settimana successivo, il 21 e 22 settembre, sempre al parco Catene, che sarà dedicato al mondo dello skate e della BMX, quindi vi aspettiamo tutti. Vi ricordo l'appuntamento con 20 e 10, subito dopo i nostri telegiornali. Questa sera in studio ci saranno Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere Dolomiti, ed Alessandro Farinazzo, vicepresidente del CAI regionale. È tutto per questa sera, vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre un'occhiata in chiusura alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Weekend estivo sull'Italia, l'alta pressione è in continuo rinforzo sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio di sabato 14 settembre. Sul Veneto sarà soleggiato dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Clima caldo ma del tutto gradevole, con temperature minime tra 10 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una bella giornata di sole su tutte le province, anche in questo caso, come vediamo, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 27 e i 28 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori settentrionali. Temperature minime sui 12 gradi, valori massimi tra i 28 e i 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.